Un progetto destinato a cambiare il Lido di Venezia. Sul futuro dell'ex ospedale al mare si apre il dibattito. Nella chiesetta di Santa Maria Nascente, proprio dentro l'area che verrà trasformata, è stato presentato l'intervento edilizio. La nuova Academy del Turismo Italiano prenderà casa proprio in laguna. Garantirà 500 posti di lavoro stabili, ci saranno 2 hotel e resort con 550 camere, in un'area oggi abbandonata. Un investimento di 132 milioni di euro. Qui c'è un accampamento sotto su con gli elicotteri, a vedere, quella volta sì, già andare in elicottero, perché faceva mai andare giù. E mi ricordo che ho chiesto l'intervento delle sicurezze a quel tempo, ripeto, 4 anni fa, io non avendo testa di partito, non avevo già il partito che chiamavo, cioè non sapevo, mi sono arrangiato, mi hanno detto, bisogna mettere in sicurezza i locali prima, è il caso che si mangia, insomma, con i nostri ragazzi della polizia locale abbiamo messo i caschi, i manganelli, sono venuti dentro qua e abbiamo fatto più volte sgomberi qua dentro. L'assessore regionale al turismo e commercio estero Federico Caner benedice l'intervento. È uno dei più grandi progetti di riqualificazione che abbiamo all'interno del Lido di Venezia. Si tratta di rimettere in pista queste strutture obsolete, dove c'erano problemi anche di sicurezza, dove si faranno degli alberghi, ma cosa che ci interessa di più come Regione Veneto è anche il mantenimento dei servizi sociosanitari. I servizi sociosanitari verranno ubicati in una nuova struttura